Sino all'ultimo si era registrato un tentativo del palermitano capo politico attuale ad interim del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, ma alla fine è stato ugualmente divorzio. 5 deputati del Movimento 5 Stelle lasciano il gruppo parlamentare e creano un nuovo progetto attivo denominato Attiva Sicilia. Qualche giorno addietro il deputato pentastellato Sergio Tancredi era stato espulso dal collegio dei probiviri per forti contrasti interni al movimento e transitato nel gruppo misto. In queste ultime ore vanno via anche Angela Foti, l'agrigentino Matteo Mangiacavallo, Valentina Palmeri ed Elena Pagana. Proprio questi ultimi quattro avevano manifestato in un post tutta la loro solidarietà per il torto subito a Roma da Tancredi, esprimendo un certo dissenso per l'assenza di dialogo e confronto all'interno del gruppo parlamentare, specie dopo l'addio di Giancarlo Cancellieri, transitato, come si sa, al governo del paese. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'ultima finanziaria e che ha visto i dissidenti astenersi e Tancredi addirittura votare a favore. Il nuovo gruppo parlamentare, ricordiamo, mantiene Angela Foti nella carica di vicepresidente dell'Arsi, ottenuta con i voti del centrodestra, che aveva provocato malumore in seno al gruppo pentastellato regionale. Erano state persino richieste le dimissioni della Foti, che le aveva prontamente rispedite al mittente. Non intendo dimettermi, aveva replicato, né da deputata né da vicepresidente dell'Ars, perché la carica mi è stata conferita dal Parlamento. Che ha parlato di inciucio sperava nel voto delle stesse persone che alla fine hanno già deciso di votare per me. Mi sembra una lieve ipocrisia dettata da risentimenti personali. Comunque del vecchio credo grillino rimarranno alcuni punti fermi, e cioè la restituzione di parte degli stipendi. Continueremo a tagliarci l'indennità, hanno dichiarato i 5 dissidenti, e doneremo i soldi risparmiati ai progetti che ci verranno indicati dal territorio. L'unica cosa che chiediamo è tempo. Vogliamo continuare ad essere l'ago della bilancia nell'esclusivo interesse dei siciliani. Il divorzio del gruppo, che da 20 passa a 15 deputati, arriva dopo 8 anni in cui il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito dell'isola, nonostante non sia mai riuscito a governare. Ed ora l'intervista a Matteo Manciacavallo, che è a quanto pare il capogruppo del nuovo movimento. Tutto nasce da una differente visione sul modo di gestire il gruppo parlamentare. Noi siamo questo gruppo di 5 persone che ha deciso a un certo punto che quello che si stava facendo all'interno di quel gruppo parlamentare ci stava un po' stretto, nel senso che noi siamo stati chiamati dai cittadini per produrre risultati, per fare qualcosa, per fare sicuramente qualcosa per i cittadini che ci hanno eletti. Invece quello che è l'attuale conduzione del gruppo parlamentare porta ad una improduttività e un'inefficacia da un punto di vista politico. Non raccogliamo nessun risultato. Ad oggi io sono convinto di non andare oltre questo secondo mandato. Al 99,9% non mi ricandiderò alle prossime regionali, quindi voglio rassicurare coloro i quali pensano che io stia facendo un passo per sfruttare il terzo mandato. Anche perché sarebbe più logico chiederlo anche ai miei colleghi che oggi sono al secondo mandato dentro il Movimento 5 Stelle. Non è che qualcuno o la Costituzione italiana vieta loro di candidarsi per la terza volta. Cioè non cambia nulla rispetto a quello che ho sempre detto e a quello che ho sempre fatto. Stiamo soltanto con questo nuovo progetto decidendo di portare avanti le stesse idee, portare avanti e portare dei risultati. Cioè, stiamo soltanto facendo questo per dare significato a questo secondo mandato. Il terzo mandato non è neanche nelle nostre intenzioni e nelle nostre corde in questo momento.